Due importanti strade di Sassari cambiano nome. Corso Margherita di Savoia nel tratto tra via Sproni e il vecchio ospedale civile e via Manno nella sola parte di fronte alle magistrali sono ora Corso Francesco Cossiga e viale Enrico Berlinguer. La giunta comunale lo aveva in realtà stabilito già nel settembre 2015, ma la delibera è diventata efficace solo adesso con il posizionamento delle nuove targhe toponomastiche. Il 1° agosto dello scorso anno era stato il giornale online Sardegna Dies ad anticipare la decisione di Palazzo Ducale che aveva tracciato l'iter per procedere alle due intitolazioni. La commissione toponomastica aveva già espresso un primo parere favorevole. Si doveva pronunciare ancora la soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e per il solo corso Cossiga doveva essere richiesta al prefetto l'autorizzazione all'intitolazione con la deroga per una personalità deceduta da meno di 10 anni. Il 22 settembre la giunta comunale aveva approvato la doppia modifica ai nomi delle strade, mancava solo il parere della Deputazione di Storia Patria. Francesco Cossiga fu Presidente della Repubblica dal 1985 al 92, ma in precedenza era stato anche ministro dell'Interno, capo del governo e Presidente del Senato. Enrico Berlinguer guidò invece il Partito Comunista fino al giugno del 1984, quando morì a Padova in seguito a un malore accusato durante un comizio per le imminenti elezioni europee.